Vecchi capannoni industriali, ex officine, grandi complessi dismessi da anni, un patrimonio edilizio che la Confartigianato stima essere di 9.200 strutture in tutto il Veneto per una superficie di 18,15 milioni di metri cubi. Un patrimonio che, se tornasse in vita, riuscirebbe a creare una produzione economica di circa 7,5 miliardi di euro, ma che invece rimane ai margini, chiuso, fatiscente, inutilizzato, raccoglitore di degrado. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Oggi è venerdì 7 luglio 2023, una giornata di sole con temperature in aumento in tutto il Veneto a partire dal pomeriggio. Io sono Jack Calcetto e la prima notizia del giorno riguarda i 9.200 capannoni inutilizzati in Veneto. A distanza di 6 anni dall'ultima indagine, Confartigianato Veneto ha realizzato una nuova mappatura degli edifici esistenti ma inutilizzati. Rispetto a quel primo studio, il quadro è leggermente migliorato. Il numero degli edifici abbandonati è passato da 10.600 a 9.200, quindi un calo del 13%, ma è un quadro che rischia di essere statico, visto che, spiega Roberta Boschetto, presidente veneto degli artigiani, il 41% degli edifici e il 30% delle superfici è di dimensioni medio-piccole e soprattutto si trova al di fuori delle aree produttive. Per questo motivo si tratta di strutture la cui riconversione è più complicata. E questo è l'articolo di Laura Berlinghieri sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi. Secondo Confartigianato le strutture dismesse si sono ridotte del 13%, quindi in 6 anni, ma rimangono gli edifici più piccoli e fuori dalle aree produttive. Il tema è quello del consumo di suolo in regione, oltre che naturalmente dello sviluppo economico. Allora vediamo, l'11,9% della superficie veneta è consumata, il valore più alto soltanto in Lombardia, quindi siamo la seconda regione in Italia per consumo di suolo complessivo, anche se da qualche anno siamo la regione che annualmente cementifica di più, anche più della Lombardia. Del totale degli edifici inutilizzati, qui si parla dei capannoni abbandonati, solo il 21% è sul mercato e il 4% resta incompiuto. La notizia anche sulle pagine del Corriere del Veneto, che dà una lettura diversa, cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno. Recuperati più di 1.000 capannoni, il riuso è un business da 7,5 miliardi di euro. Confartigianato dice comunque 1 su 5 va demolito e quasi la metà è lontana da tutta. Dichiarazione riportata nel sottotitolo dell'articolo di Martina Zambon. Confartigianato Veneto da diversi anni produce una mappatura degli immobili abbandonati sul territorio regionale. Nel 2016 i capannoni industriali artigianali dismessi in Veneto erano 10.600, 6 anni dopo si sono ridotti a 9.200. 1 su 5 di quelli ancora non utilizzati non è a norma, secondo l'associazione dovrebbe essere demolito. Cattedrali nel deserto, questo è il titolo della foto che fa da sfondo all'articolo. Abbiamo detto 18,10 milioni di metri quadri. Un fattore che sicuramente ha inciso sul riutilizzo di questi 1.400 circa capannoni è sicuramente la crescita del settore manifatturiero, che negli ultimi 6 anni è appunto cresciuto del 12,9%. Le imprese calano ma aumentano gli addetti. E poi il Corriere del Veneto racconta alcune storie di recupero industriale, recupero di queste aree produttive, coworking, palestre e asili, ma anche parchi e showroom. Così rinascono le fabbriche. Progetti misti pubblico-privato da Treviso a Borgoricco. Sempre Martina Zambon racconta queste vicende. Ad esempio quella dello spazio Zefiro a Castelfranco, che è nato dall'incontro di alcuni amici di 3 associazioni. È uno scatolone, dentro c'è il coworking per professionisti, ma anche un laboratorio di ceramica, biodanza, tai chi e yoga, e si fanno mostre
a fumetti. Questo allora per quanto riguarda i capannoni industriali abbandonati in Veneto. Voltiamo pagina e proseguiamo la rassegna stampa di oggi. Si parla della autonomia, la politica regionale, nazionale, quindi, che si divide sul disegno di legge Calderoli. Nei giorni scorsi l'abbandono da parte di alcuni esponenti del comitato cosiddetto dei saggi, che dovrebbe aiutare il governo a definire la gestione dei LEP, ma vediamo oggi che lo scontro in Parlamento sull'autonomia differenziata è ormai incandescente, e a preoccupare chi cerca di portare avanti il disegno di legge Calderoli, quindi in primis il ministro stesso, è soprattutto il fuoco amico. Questo è il dato politico, la notizia sul Corriere del Veneto, ancora un articolo di Martina Zambon, quei 23 emendamenti e le sintonie con il PD, il fuoco amico di Fratelli d'Italia sull'autonomia. In Parlamento si parla di LEP e di fondi, gli emendamenti in tutto sono per una quantità di 557 modifiche. Secondo il presidente di Calboni di Fratelli d'Italia, presidente della commissione parlamentare, ci vorranno anni, il processo sarà graduale, e comunque il dato è che Fratelli d'Italia, come il PD, chiede che si possano emendare i singoli LEP. Poi Fratelli d'Italia chiede anche la creazione di un fondo perequativo orizzontale, oltre a quello già previsto, ma nella battaglia degli emendamenti i più prolifici sono i senatori del Movimento 5 Stelle con 204 emendamenti. 8 invece dei 32 emendamenti di maggioranza portano la firma dei 3 capigruppo e sono stati concordati col ministro Calderoli. Vedremo come proseguirà la vicenda dell'autonomia in Parlamento. Nel frattempo chiudiamo la rassegna stampa di oggi molto breve con un'ultima notizia. Il Ministero dell'Ambiente annuncia che l'orsa JJ4 verrà trasferita nel rifugio in Romania. 3 mesi fa l'animale aveva ucciso Andrea Papi, il runner che correva nel bosco di Caldes in Val di Sole, e ora il Ministero italiano dell'Ambiente ha acquisito la disponibilità dell'autorità romena ad autorizzare il trasferimento dell'esemplare di l'orsa JJ4 dal centro Casteller di Trento al Liberty Bear Sanctuary di Zernesti. Bene così, commentano le associazioni EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali, LEIDA, Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, e OIPA, Organizzazione Internazionale Protezione Animali. Quindi scongiurato l'abbattimento, soddisfazione da parte delle associazioni ambientaliste. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi un buon fine settimana.